Euroregione News. Centro commerciale Risorgive, Visotto a Codroipo. Dopo il successo dell'enorme punto vendita sulla Napoleonica, in comune di Talmassons, anche nel capoluogo del Medio Friuli si sono insediati nel negozio Expam, che era chiuso da un anno. Il punto vendita è aperto al pubblico e l'offerta dello sconto del 10% su tutta la spesa per le prime 2 settimane, unita alla curiosità dei clienti, ha riempito il negozio Visotto di Codroipo anche nei giorni successivi, sebbene l'orario sia continuato dalle 8:30 alle 20 dal lunedì al sabato, ma chiuso la domenica. I Visotto dovranno trovare anche una soluzione per la fornitura dell'energia elettrica in caso di maltempo. Tutta la città di Codroipo è rimasta infatti senza energia durante un lieve temporale di sabato pomeriggio, dimostrando come il pessimo servizio del sistema elettrico nazionale sia inaffidabile. Nel caso specifico, tutte le casse dei negozi, Visotto compreso, hanno creato code di carrelli pieni con clienti a dir poco infuriati nei confronti delle cassiere innocenti. Da Codroipo per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.